L'ultima puntata di questa serie di Music Book 780 è dedicata a uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André. E poi Il futuro, a cura di Guido Arari, è un bellissimo libro che guida il lettore nel mondo di André in maniera delicata e intensa. Non è la classica biografia, lo stesso curatore lo definisce un viaggio fotografico nella sua personalità, destinato a chi ancora non la conosce o a chi la vuole riscoprire. Senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino anche chi non è un fan vero e proprio del cantautore genovese rimane rapito in primo luogo dalle numerose fotografie presenti in questo libro, immagini che ripercorrono cronologicamente la vita di questo importante artista, momenti pubblici e privati accompagnati da estratti di interviste inedite rilasciate da De André nel corso di 20 anni, dal 1979 al 1999. Viso come una specie di sorriso, venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio Tra le pagine si scorge un uomo intelligente, sensibile e acuto, amante della vita e della natura. Natura che ha vissuto intensamente da bambino e che ha ritrovato in particolare tra le montagne della Sardegna, a Tempio Pausania, dove ha acquistato una tenuta e vi ha trascorso moltissimo del suo tempo. Amava la Sardegna e la sua gente e ha continuato ad amarla nonostante il sequestro di persone subito questa nel di 1979 Marinella è la per storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona. De André è stato un poeta che ha raccontato personaggi e storie vere in cui si sono riconosciute almeno 2 generazioni. Ha lasciato un grande patrimonio, non solo musicale ma anche culturale. Lui stesso si definiva un immoribile romantico ma anche un polemico contro le ingiustizie della società e le ipocrisie. De André è un artista che vale la pena scoprire. Si conclude così questa serie di Music Book 780 e speriamo di rivederci in una prossima serie. A presto. Come un ragazzo segue l'aquilone e c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi